Oggi prepariamo questa deliziosa pizza di scarole a modo mio. Laviamo, scottiamo e strizziamo bene le scarole. Passiamo in una ciotola e aggiungiamo tutti gli ingredienti. Amalgamiamo bene il tutto. Su un piano da lavoro con un po' di farina stendiamo l'impasto. Lo dividiamo in due per la base e per la chiusura. Stendiamo una sfoglia sottile e questo dovrebbe essere lo spessore. In una teglia da 28 o 30 cm spennelliamo un po' d'olio e mettiamo la base. La sistemiamo, tagliamo i bordi e mettiamo il ripieno. Chiudiamo e tagliamo la pasta in eccesso. Pressiamo bene i bordi e li chiudiamo. Bucherelliamo con una forchetta e a piacere la decoriamo. Prima di attaccare le decorazioni bagniamo con un po' d'acqua. Inforniamo a 200-220 gradi per circa 30-35 minuti, fino a doratura. Questo rustico è delizioso, dovete assolutamente provarlo e farci sapere nei commenti se vi è piaciuta questa ricetta.